Mens sana in corpore sano, così dicevano i latini, e proprio per mantenere il benessere del fisico e stimolare la mente con queste temperature roventi siamo a Rosà, dove si sono superati abbondantemente i 34 gradi. Ebbene, tanti studenti hanno scelto di venire a trascorrere la giornata in biblioteca, nell'aula studio, al fresco. Le temperature sono decisamente cresciute nell'ultimo periodo, per noi studenti ad esempio è particolarmente rilevante come questione, perché per chi deve dare gli esami estivi può risultare abbastanza spiacevole, però cerchiamo di stare al fresco il più possibile. Alla fine la soluzione è venire qui al fresco nelle aule studio della biblioteca. Assolutamente sì, fortunatamente abbiamo un'aula studio dotata di climatizzatore, quindi con il fresco si sta bene e veniamo qui. È impossibile studiare con un caldo afoso del genere, come è impossibile, penso, svolgere lavori manuali. Sì, è duro per tutti, insomma. C'è chi si rifugia al fresco e chi il caldo lo affronta facendo attività fisica. Il caldo è salute, il caldo è forza, il caldo è energia. Non dobbiamo aver paura del caldo, basta solo affrontarlo. E lei trasforma questa energia andando in bicicletta. Muovendosi anche, andando in bicicletta, poi arrivare quando sei in temperatura, una bella doccia fredda è una soddisfazione enorme. Temperature medie che oggi hanno toccato i 34-35 gradi, e allora a Bassano la soluzione per vincere la calura è un tuffo in Brenta. Questo è il posto più bello di Bassano, secondo me, per rilassarsi, c'è poco affollato, non c'è traffico per raggiungerlo, quindi meglio di così. E così si combatte anche il caldo di questi giorni. Direi proprio di sì. La prima volta che mi tuffo qui nel Brenta è stata un'esperienza eccezionale, con la corrente contro, nuotare contro e lasciarsi anche trasportare dalla corrente è unico.